Ciao da Nicoletta e continua il nostro gioco. Ne abbiamo ad oggi pescate 5, è ancora lungo, ce ne sono tantissime. Vediamo un po' cosa esce, qual è la nostra domanda di oggi. Io le uso anche così, il mattino ne pesco una e dico su cosa mi focalizzo oggi. Così è bello ogni tanto giocare, alleggerire, impara nel lavoro ad alleggerire, perché questo ti fa fare le cose con un'energia più nel flusso. La parola chiave è flusso. Vediamo se la carta corrisponde al flusso. Mica tanto. Racconta una volta in cui ti sei sentito solo e perché. Questo è importante, immaginate sia nella vita privata, ma visto che mi seguono molti manager a livello lavorativo, quando è che ti sei sentito solo e perché ti sei sentita o sentito solo? Nel mio caso, vi parlo di lavoro, mi sono sentita sola. Sì, quando sono ripartita da zero, quando ho iniziato il lavoro qui in Ticino, io ero praticamente da sola, è stata una sfida molto molto importante perché in Veneto ero molto conosciuta, ero sempre nelle TV locali, si faceva sempre un sacco di, come dire, pubblicità, TV, radio e quindi nel mio piccolo, come si può dire, regno tutto era molto facile perché giravo per strada e mi conoscevano, facevo nulla di che ai corsi, però avendo iniziato da piccolissima e continuando in modo costante a tenerli, poi il passaparola e anche i media ti aiutano. Quando è finita la società ho detto ok, cosa fai? È importante per me ed è stato importante per me capire cosa valevo da sola. Se quello che ero in Veneto lo ero per me o perché ero, come si può dire, il prolungamento del mio socio, se quello che stavo facendo lo facevo per i miei meriti, per le mie capacità, per le mie risorse, o anche se gestivo da sola delle città, gestivo da sola tantissimo, comunque gestivo da sola ma in società e quindi come si può dire non era mai cioè non sai mai da sola cosa riesci a fare e allora la sfida è stata ok, dove nessuno ti conosce, cosa puoi fare da sola? A questa carta mi aggancio anche con una riflessione molto utile secondo me. Io quando non sapevo cosa fare sceglievo la cosa più, come si può dire, la più difficile, la più sfidante, quella che mi permetteva di misurarmi di più con me stessa, con le mie capacità, con le mie risorse, per capire davvero cosa riuscivo a fare. Questa è una mia strategia, un mio modus vivendi. E tu? Quando ti sei sentito solo nel lavoro? Perché? O nella vita? Perché? E cosa hai fatto per ovviare a questo? Lo dico perché nel coaching noto che ho tantissimi manager che mi raccontano più sei alto di livello più a volte ti senti solo perché non ti puoi permettere, poi qui dipende dal pensiero di ognuno, dalla filosofia, dalle credenze di ognuno, ma generalmente non puoi permetterti di farti vedere debole e quindi più si scala il vertice più noto che c'è un senso di ok potere ma anche di solitudine. E tu che ne pensi? Mi dai un tuo feedback? Grazie, ciao ciao ciao.